Il riso. Una cultura che ha quasi 12.000 anni. Nata, si pensa, lungo le pendici meridionali dell'Himalaya. La nostra storia, però, non ha inizio secoli fa, ma a Verona, nel 1937, quando nasce la varietà Vialone Nano. Io sono cresciuto in una famiglia che coltiva riso da quando sono nato e da molto prima in realtà. Un lavoro infinito fatto da donne, le mondine e dagli uomini. E loro piantavano con le mani. Abbiamo dato vita a un consorzio per tutelare il riso Vialone Nano. Io amo il Vialone Nano nelle minestre di riso. Qua si producono tra i migliori risi che si possano mangiare nel mondo. Si pensa cosa, grazie ai nostri antenati, abbiamo ancora al giorno d'oggi e noi stiamo ancora portando avanti, che è una bellissima cosa.